Scuola nel caos a pochi giorni dalla ripartenza e presidi sul chi va là in attesa dei chiarimenti dell'ultima ora, come ormai succede da più di un anno. L'obbligo di Green Pass per docenti ed operatori del mondo scolastico scatta dal 1° settembre, ma al momento non ci sono direttive su come dovrà essere esercitato il controllo e l'annuncio di queste ore del ministro Bianchi apre le porte all'utilizzo di una piattaforma web. Una piattaforma dalla quale noi estrapoleremo semplicemente i nominativi dei nostri docenti e vedremo semplicemente se sono in possesso del Green Pass o meno. Questo sembra sulla base delle anticipazioni. Verremo informati, credo, prossimamente. Penso sia previsto un incontro col Ministero il 31 agosto. Gestione difficile in grandi istituti come il Majorana Corner, che da solo conta 130 docenti e 30 dipendenti del personale ATA, anche per il problema relativo a sospensioni e sostituzioni temporanee. Ci sono delle difficoltà a comprendere gli aspetti normativi perché sicuramente il docente che non è in possesso di Green Pass dopo 5 giorni potrà avere il rapporto di lavoro sospeso, però noi non sappiamo, ancora non è chiaro per quanto tempo potremo nominare il supplente perché noi non possiamo stipulare contratti nel quali non sia previsto il termine. Di pari passo corre il nodo dei trasporti. Basti pensare che in questo polo scolastico, il secondo più grande della provincia di Venezia, gravitano circa 4.500 studenti al giorno ed è impellente per i dirigenti la necessità di stilare orari differenziati di ingresso e di lezione. Lo scorso anno eravamo stati obbligati perché il prefetto aveva insomma, dato delle indicazioni rispetto alla differenziazione degli ingressi alle 8 e alle 9:30. Per quest'anno siamo in attesa di disposizioni.